Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo in Austria e mi sono qualificato al 9° posto sotto il diluvio, tutte e tre Q1, Q2, Q3 diluvio, ma addirittura sono ottavo perché qualcuno probabilmente ha preso una penalità. Strategia gara, io direi di andare, ma io farei il contrario però, vediamo un attimo, sì, sì. Qua da 42 e 20, da 42 e 20. Allora, se io vado così, è uguale, però vabbè, io proverei così e mi faccio l'ultima parte a bomba. Sono 36 laps e noi andiamo a 35 e 4 e godo. Buono raga, andiamo, voglio fare una gran prestazione, mi piacerebbe fare il miglior risultato in carriera. Vai raga, siamo in un'ottima posizione. Vai! Vai, 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 Gran Premio d'Austria. Norris impazzito Lando. Noi rimaniamo noni e va bene. Rimaniamo in nona posizione, mi va benissimo. Ok, qua, no, Ottavio. Ok. Ottima partenza, perfetta, senza danni. Dopo il bruttissimo ritiro alle Castelle, veramente osceno. Ancora non ho capito come ho fatto, ma va bene. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Ricordo che siamo a livello 90, che qualcuno me l'ha chiesto. Ok. No, sono leggerissimo, Devo superare il Grosji, però cazzo. Faccio due. Dai, che lo superiamo il Grosji. E dai, avvertimento, che palle. Non riusciamo a prendere Romain. Qua forse vediamo se riesco qua a superarlo. Non posso rischiarmi a fare una staccata lunga perché, ripeto, dopo le ultime prestazioni, dopo il ritiro vergognoso di Le Castellet, devo stare tranquillo, se no la scuderia mi dà il ben servito. Ok. Ma che cazzo però. Male, già 2 avvertimenti in un giro. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Mi supera Ricciardo, porca miseria. L'è dura Beppe, l'è dura. Mamma mia che lotta. Provo l'esternazzo. Mamma mia che esterno su Ricciardo. Mamma che esterno su Ricciardo, mi prendo anche il Grosji. Mi prendo anche il Grosji. Me lo pappo il Grosji. E ci superiamo anche Romain. Settima posizione. Godo. Comunque mettere meno carburante è la strategia vincente. Il Grosji vuole riprendere la posizione subito però. Ok. Bene, dobbiamo raccogliere un po' di energia. Riduci l'erogazione delle RS. Va bene boss. Il distacco è 2,6 secondi. Stare molto attento con le penalità adesso.
Mi ricordo una volta qua abbiamo beccato 3 safety car qui in Austria. Ricciardo dietro è duro però, Andiamo ai box dall'11° al 18°. Dai fioi, dai. Andiamo a vedere quanto consumo le gomme. Dobbiamo cominciare ad andare in fuga da Ricciardo. Dai che superiamo Norris, mamma mia che recupero su Lando. Proviamo l'esternazzo su Lando. Bye bye Lando, bye bye. Finché la macchina tiene io direi di rimanere in pista. Per il momento stiamo girando molto bene. Abbiamo guadagnato tanto su Ricciardo, 2 secondi e più, e preso Norris che eravamo a più di 2 secondi. Tutto questo in pochi giri. Box, box, box. Io aspetterei perché la macchina la sento ancora bene. Però va, forse comincia a calare. Box in questo giro. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Andiamo ai box al prossimo giro, così almeno ci evitiamo anche il traffico che era pieno di macchine. Fatto benissimo. Strategia comendiana penso positiva. Qua andiamo leggermente lunghi non devo sbagliare adesso, questo è il giro prima dei box, devo farlo bene. Tanto Vettel ha il fastest lap ed è proprio dietro di me, ma la vettura dietro di te è rientrata. Ha già fatto la sosta. La vettura dietro di te monta gomme no, morbide. come non ti distrarre, cazzolina. Bottas ai box, Valtteri ai box e anche il Cume. Ok. Lando è ai box per la sosta. Ma no, Lando, sei un pirla, Lando. Ho anche avvertito la scuderia, siamo dei pirla. Fuori, sarai subito in gara all'uscita dai box. Mamma Fuori, mia, esci ora. abbiamo il pit mongolo. Abbiamo ancora una sosta da fare, ultima sosta Siamo prevista. ancora sesti per il momento. It's incredible strategy. Il problema è che io sono l'unico ad avere le medium. Sono l'unico con le medium perché voglio fare l'ultimo stint con le soft. Speriamo sia la scelta giusta. Sicuramente ho scelto bene quando andare ai box. Adesso, madonna, sesti, poi. Sarebbe il risultato record di questa carriera in Österreich. Adesso devo tenere Bottas con le gomme. Io farò la strategia lunga. Adesso è lo stint lungo adesso. Non devo perdere tanto adesso. Ho 2,5 da Ricciardo. È chiaro che mi recupererà Ricciardo, ma non deve superarmi. Questo è l'obiettivo, ho 10 da Gasly. Gasly Il distacco dal tuo compagno ovviamente dietro di te è irrecuperabile. 12,4 secondi. Leclerc con le medium. Strategia un po' pazza. Però se negli ultimi giri Distacco dalla vettura dietro di te. magari esce la safety car e sono l'unico con le soft, potrei fare grandi cose. Speriamo. Adesso vediamo quanto guadagna a giro Ricciardo. Il distacco dalla vettura
vettura che ti precede è 9,8 secondi. Sto guadagnando su Ricciardo in questo momento. Non so come. Relax, come... Relax, scusate. Gasly perde perché è in lotta con Leclerc. Due 7 da Ricciardo. Devo perdere il meno possibile, soprattutto nei primi giri dove si vede tanto la differenza prestazionale tra gomma soft e gomma medium. Gasly è in lotta con Leclerc. Momento gara tranquilla dal punto di vista di tiri. Guadagno ancora dalla coppiata Leclerc, Gasly e anche da Ricciardo. Se la gara continua così, sesto posto è possibilissimo. Adesso è chiaro che non voglio la safety car, adesso no, non mi serve. Mi serve dopo la sosta con le soft. E ancora mi miglioro. Stiamo girando bene con le medium. Sembra la gomma di gara. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa alla miscela 2 al più presto. Ma stai buono. 3-1 da Ricciardo, molto bene. Dobbiamo continuare così, come assolutamente. Adesso questa è una gara che si giocherà con le strategie, non certo con i sorpassi, per come si sta mettendo e sul ritmo gara. Sto guadagnando su tutti e due, mamma mia, e non c'è più lotta. Ovviamente Leclerc va di una sosta solo. Alle gomme usurate Charles. Alle gomme usurate Charles. Ma noi comunque stiamo guidando bene adesso. E ci miglioriamo ancora. Stai recuperando terreno sulla vettura davanti a te a un ritmo di 1 secondo a giro. Benissimo, 3-6 da Ricciardo. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Benissimo. Siamo in ritmo adesso. Ora sì che si può dire che siamo in ritmo gara. Aia, arriva Verstappen adesso con le soft però. Arriva il Conte Max. Max sì che mi supera. Vabbè, l'importante però è non perdere la calma. Comunque anche lui va per la sosta. Lo stint breve di nuovo e dopo medium. Quattro secondi da Verstappen. Riduci l'erogazione delle RS. Abbiamo bisogno di caricare la batteria. C'è ritmo qua in Austria. Comunque si vede che stiamo sviluppando bene la macchina un po' dappertutto. Stabilità, velocità. Very godo. Very godo. Boom! 1,10. (1,10) per il talentissimo. Stiamo dando veramente tutto in questo momento. È il momento della gara più importante. Devo abbassare un po' l'ERS. Questa gara la possiamo portare a casa sesti con i dettagli. Sarebbe un risultato fantasmagorico. Il distacco è 6,0 secondi. Se devo fare un giro in standard per alleggerire un po' il motore, mamma mia.
Ci vorrebbe un bel ritiro davanti, ci vorrebbe. Leclerc comunque a ritmo. Dobbiamo cercare di star così, raga. La prossima sosta è dal 25 al 34. Quindi lui, cioè, potrei arrivare a 2 giri dalla fine ancora con queste gomme. Ma vabbè, la sosta devo farla. Una sosta solo sarebbe troppo rischioso. Vogliamo il ritiro di Gigi. Vogliamo il ritiro di Gigi, lo pretendiamo. Ok. Seconda sosta, ritiro per Kubica. E vediamo dove ce ne andiamo. Non dare gas. Gasly alle hard. Verstappen, attenzione, yellow flag. Spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Abbiamo Verstappen. Fuori Ricciardo. Informazioni su Hamilton. Sembra che abbia un E Hamilton c'ha un problema, attenzione. Adesso può arrivare anche la safety car. Adesso può arrivare anche la safety car, ma non siamo fortunati. Abbiamo Gasly con le hard. Lo si può prendere il Gasly. Strategia sembra perfetta in questo momento. Stiamo buoni. Vediamo se c'è ritmo per prendere Gasly ed Hamilton c'ha un problema. Attenzione. Ricciardo parcheggia. E se Hamilton rallenta gli altri, stiamo calmi. Sta succedendo di tutto, il finimondo nella seconda parte. Bisogna capire se ne abbiamo per prendere Gasly e non perdere da Verstappen. Teoricamente prima l'abbiamo perso con le gomme migliori per lui. Vediamo adesso, può essere che magari noi rendiamo anche meglio con le medie. Distacco dall'auto dietro, 2,7 secondi. Però blindare il sesto posto sarebbe una cosa buona e giusta. Ecco, magari evitiamo queste frenate brusche, grazie. Non è stato un grandissimo giro, anche se mi dà sempre il record nel settore. Ok, qua dovrei fare il mio best, non penso il fastest, ma almeno il best. Addirittura fastest lap. Hai registrato il nuovo miglior tempo. Il distacco dal tuo compagno Probabilmente sono l'unico con le soft. 25,1 secondi. Sono l'unico drogato con le soft, signori. E Gasly è qua, raga, Gasly è qua. Strategia vincente. Mamma mia, rischiamo di fare il botto. Nel senso buono, però, spero. Alle hard, fa troppa fatica Gasly con le hard. Adesso devo solo aspettare il momento giusto, come non far cappelle, grazie. Ho recuperato in 2 giri 3 secondi. E sto guadagnando tanto su Verstappen. Ho strategia scellerata però le hard, secondo me, in un tracciato così.
Dai, 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 dai. No! Mi chiude Gasly! Bellissima l'IA che chiude così, però siamo quinti, raga, siamo quinti. Relax, Kuma, relax. E c'è Leclerc con le medium ancora, ma Leclerc va solo di medium? Va solo di medium, Charles, devo un attimo abbassare i giri del motore perché sennò veramente muore. Raga, mancano 3 giri e Leclerc non è lontano. Charles non è lontano. Charles non è lontano, ma Verstappen aveva 6 secondi di vantaggio, strategia perfetta. Se faccio anche il fastest mi becco anche il punto addizionale. Speriamo. Adesso devo andare come un treno però. Ok. Superare anche Leclerc e arrivare ai piedi del podio sarebbe un sogno inimmaginabile. Noi ci proviamo, abbiamo 2 giri e mezzo, 2,7 di svantaggio. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Mi fa piacere. Lungo, stiamo forzando troppo. Infatti ha fatto un giro di merda. Vabbè. È anche normale, insomma, la pressione di tentare un'impresa che è già impresa. Stiamo ancora rosicchiando qualcosa a Charles, ma manca un giro e mezzo. Non posso recuperare 2 secondi in un giro alla Ferrari, per quanto le mie gomme siano migliori, però comunque cominciano ad essere usurate. Infatti le sento anche. Infatti qua perdo. Va benissimo così, Beppe, va benissimo così. E inizia l'ultimo giro. Sei all'ultimo giro. Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. No problem. Sta maturando per Veneziano un quinto posto inimmaginabile. La vettura che ti precede è 3,2 secondi. Grazie, una strategia incredibile. E potrei fare anche il fastest, speriamo. Voglio anche il punto addizionale. Ok. Vince Valtteri Bottas su Mercedes. Per il Cume un successo incredibile, perché è un successo questo. Quinto posto devastante, miglior risultato in carriera. Yes, 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 yes. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre... Ah sì, neanche grazie, va bene. Simpatico. Ed è stata la Mercedes a vincere. Bravo. Gara, mozzafiato. Luca Filippi, in Bravo cosa Bottas. ritieni si siano distinti dagli altri in questa gara? È stata una vittoria di squadra, hanno applicato la strategia migliore, la più adatta alle condizioni del tracciato. E il pilota è stato impeccabile nell'eseguire alla perfezione gli ordini di scuderia. Ma stai zitto. La dimostrazione lampante di come in Formula Luca 1 il Vernono. gioco di squadra sia tutto. I piloti si apprestano a salire sul podio per la Eccoci cerimonia qua. di premiazione. Quella di oggi è stata una vittoria di squadra, risultato di una prestazione eccellente a tutto campo.
Congratulazioni alla Bravo Mercedes. Valtteri. Champagne! Che risultato, raga. Diamo una veloce occhiata a cosa E è giro cambiato in record. classifica piloti. Fantastico risultato per Lewis Hamilton, che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Ora una domanda per sì. te, Luca. Chi è a tuo Ottavo, parere il bene. pilota del giorno? In genere mi concentro sui piloti che danno più spettacolo durante il corso della gara, ma oggi sono rimasto colpito da Max Verstappen, che ha guidato senza vaffanculo. sparature dal primo all'ultimo giro. E Dopo il risultato che ho fatto, sei proprio uno stronzo. Proprio uno stronzo obeso, sei. Ottima giornata. E tu che ne dici? Che ti scoperei. Stavi Ma zigzaggando cosa? con gli altri piloti durante la corsa. Ok. Possiamo dire che stai andando al di là delle aspettative, no? Ok. Ti ringrazio. Grazie. Blau job, Kuba, blau job. E mo vediamo, e mo vediamo. Dovrei recuperare anche da Magnussen, spero. Siamo in 9, 7, 22, 24, che palle. Guarda come saliamo, guarda come si sale. Davvero un ottimo Grazie. risultato, complimenti. Non ci possiamo lamentare di una prestazione del genere. Sembra che anche uno dei tuoi rivali parteciperà a un evento. Vuole, sì, non ha Se imparato decidi niente di da me, sfidarlo, dai. Avrai l'occasione di farti conoscere. Duello meglio epico con dal Giovinazzo. Buone prestazioni, mamma mia, sempre rompi i coglioni Butler. È in lotta con Ricciardo, ok. Ok raga, un saluto del commendone veneziano. Stiamo andando. Alla grande, ciao!